Martedì 27 ottobre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Bene, oggi guarderemo inside, dati, visioni e futuro della Sicilia. Poi andremo con un'app alla Timpa di Acireale e poi incontreremo l'autore di un libro dedicato al nostro grande Tuccio Musumeci. Ma intanto la cronaca: movida violenta a Palermo in piena zona rossa, poteva risultare fatale la lite finita nel sangue fra due coetanei, ferito con 2 coltellate un 35enne, ora in ospedale. Vediamo. Accoltellato nella notte a Palermo in piena zona rossa, un 35enne ricoverato all'ospedale Villa Sofia. L'uomo non è in pericolo di vita. Nulla tiene dunque rispetto alla deriva di violenza in città, dove spuntano i coltelli a segnare nel sangue liti scoppiate spesso per futili motivi. Alle 3:30 in via Chiavettieri, uno dei baricentri della movida palermitana, ricadente in una delle zone predisposte dal prefetto di Palermo Mariani per evitare nuovi episodi come quelli che hanno portato alla morte di Paolo Taormina, 2 fendenti sono stati sferrati contro la vittima, uno dietro il collo, l'altro al braccio, durante una lite. A ferire l'uomo un coetaneo con piccoli precedenti penali che sarebbe stato già identificato. La polizia che conduce le indagini sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione, ascoltando alcuni testimoni e acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, dove per la paura si è scatenato il fuggi generale. Vediamo come i quotidiani riportano questa notizia oggi, Luca. Beh, questa è notizia, diciamo, di apertura dei quotidiani regionali, infatti la troviamo su tutte le prime pagine. Ti faccio vedere per esempio la Sicilia, zona rossa, non basta, eccola qua, accoltellato in aria movida. Questa è la prima pagina regionale del giornale, adesso lo vedremo anche in pagina a Palermo, eccolo qua, paura e coltellate in zona rossa. Questo è invece il tomo di Palermo, ferito un uomo in via Chiavettieri, 35 in ospedale, polemiche dei 5 Stelle, così non basta, perché a far discutere ovviamente non solo la lite, non solo la lite degenerata e le coltellate, ma ovviamente il tutto è successo nelle zone rosse, tanto volute appunto dall'amministrazione comunale e anche dalla prefettura. Vediamo invece, c'è un particolare interessante, qui vediamo anche sul giornale Sicilia l'apertura della pagina regionale, la zona rossa non ferma la movida di sangue nel primo weekend di controlli serrati in centro. Questa è una notizia, quindi un'altra notte ad alta tensione. Dicevo, dentro il pezzo che troviamo anche sulla Gazzetta del Sud, come sappiamo stesso editore, nelle pagine regionali, insomma le notizie si ripetono. Eccolo qua, la notizia che volevo sottolineare è proprio questa: la zona rossa non regge, la coltellata in centro, però la strada non era presidiata dalle forze dell'ordine. Quindi insomma questo è il tema, cioè zona rossa ma non era presidiata, da lì le coltellate in piena notte. Importante, certamente su un tema su cui bisognerà approfondire. Intanto un'altra notizia da Catania: non uscire più da casa, ti macino la testa. Con queste ultime minacce un uomo violento nei confronti della ex compagna che si esprimeva dopo anni di vessazioni, grazie al cielo è finito in manette. Vediamo. Se ti voglio prendere e scannare, lo faccio dove voglio io, vengo a casa, butto giù la porta e ti macino la testa. È solo una delle frasi emblema del comportamento violento e sprezzante di un uomo di 45 anni di Catania, rifiutato e allontanato dall'ex convivente. Uno stop giunto dopo anni disperati, fatti di violenze continue e vessazioni, figlie di gelosia ossessiva e di un attaccamento morboso. Stanca e impaurita, la donna si è rivolta alla polizia di Catania ed è da lì che ha cominciato a vedere la luce fuori dal tunnel. Ha raccontato una sequenza prima di minacce per futili motivi, dopo aver pubblicato ad esempio foto o contenuti sui social. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve e così gli investigatori hanno raccolto i racconti dolorosi della donna colpita alla schiena anche davanti alla figlia minorenne, dopo aver staccato i cavi del contatore elettrico di casa. I poliziotti hanno rintracciato il 45enne nel quartiere Picanello, proprio nei pressi della casa dell'ex compagna, e lo hanno arrestato.
arrestato. Un'altra inaccettabile vicenda giunge così a distanza di pochi giorni da un altro fatto sempre a Catania, in cui le botte nei confronti di una donna sono questa volta state documentate attraverso immagini di sorveglianza di un esercizio commerciale. Le pedate inferte alla moglie riversa per terra proprio nella parte del corpo appena operate restano nella mente di chiunque abbia visto quelle immagini diffuse dalla polizia. L'uomo, imperterrito anche dal carcere, ha continuato a chiamare la moglie ancora in ospedale. Immagini davvero preoccupanti. Passiamo al delitto Mattarella a Palermo. Emergono nuovi particolari dal racconto dell'ex prefetto Filippo Piritore, interrogato dal GIP. Si dichiara del tutto innocente, dice di non avere nascosto nulla, quindi neanche il famoso guanto, è agli arresti domiciliari e aggiunge: quel giorno, quando sono arrivato sulla scena del delitto, qualcuno era già lì prima di me. Teso, nervoso, Filippo Piritore, l'ex funzionario che secondo l'accusa nell'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, coordinata dalla Procura di Palermo, mentendo avrebbe contribuito a fare perdere le tracce del guanto destro in pelle lasciato il 6 gennaio del 1980 nella Fiat 127 usata per la fuga da uno dei killer. Durante l'interrogatorio davanti al GIP ha vuoti di memoria, ma si professa del tutto innocente. Entro in uno stato di confusione e ansia, spiega l'ex prefetto, che tramite i suoi legali ha annunciato il ricorso contro la misura degli arresti domiciliari. Avrò detto una cosa interpretata male, dice ancora, ma non ho occultato nulla. Secondo la ricostruzione fatta ai PM nel 2024, il funzionario aveva detto di avere dato il guanto a un agente della scientifica che lo avrebbe poi dato all'allora PM Piero Grasso, ma entrambi hanno smentito. Il giorno del delitto, di 45 anni fa, sono stato contattato a casa e mi sono recato sul posto dove era stata trovata l'autovettura. Non ricordo chi c'era, ma qualcuno era già lì, conclude Piritore. Ed ecco che torna il tema del depistaggio costante nei delitti eccellenti e nelle stragi di mafia, da Mattarella a Borsellino, quel depistaggio istituzionale incrociato da interessi criminali ed eversivi. Di questo è convinto anche Salvatore Butera, già consigliere e amico intimo dell'ex presidente della regione. Per lui, come per l'ex PM Agueci, la pista nera rimane un punto fermo nonostante le assoluzioni definitive. Dopo 45 anni si sta cercando con Lumicino la verità, ha detto Butera. Ora si scopre un depistaggio di cui tutti sospettavamo da anni. Forse ci sono altri depistatori. Quei legami tra Cosa Nostra, versione nera e pezzi deviati dello Stato, triste refrain di una storia politica e civile, ancora oggi piena di buchi. Interessanti certamente gli approfondimenti dei quotidiani di stamane, vero Luca? Sì, è ormai qualche giorno che ovviamente si cerca di approfondire dopo l'arresto dell'ex prefetto Piritore. Oggi devo dire il fatto che ci sono alcuni quotidiani che su questioni di mafie, inchieste, omicidi eccellenti approfondiscono molto più di altri. Uno di questi è per esempio il Fatto Quotidiano, che oggi continua a raccontare una storia che è quella, appunto, come abbiamo sentito dal servizio, l'altra via, no? La pista nera. Sono state ripescate le audizioni della deposizione di Scarpinato. Scarpinato ai tempi appunto era PM della Procura di Palermo, il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi già nel luglio del 1992 c'erano già i verbali su Falcone e la pista nera del delitto Mattarella. Leggendo, diciamo, e sintetizzando un po' l'articolo, la tesi è che Piritore fece sparire questa traccia, no? Il guanto della macchina, che doveva essere poi l'indizio, l'elemento fondamentale che portasse poi all'esecutore del delitto. Tutti fino ad ora impuniti nella macchina rubata per fuggire dall'agguato l'esponente democristiano allievo di Aldo Moro. Che cosa è successo? Nell'89 Scarpinato, davanti alla commissione antimafia, ha ricordato appunto in queste deposizioni, ricordò le parole di Falcone. Falcone disse che al nord i registi della strategia della tensione per eseguire stragi e attentati si erano avvalsi dell'estremismo di destra e al sud della mafia. Quindi già Falcone aveva delineato un po' cosa stesse succedendo ed è rimasto in qualche modo inascoltato. L'allora comitato antimafia del CSM, oltre a Scarpinato, ascoltò poi tutti i
i PM che in qualche modo indagavano Ingroia, Teresi, De Francisci, tutti i pubblici ministeri che avevano firmato insieme a Teresa Principato, Antonio Napoli e Giovanni Larda un documento in cui presentavano polemicamente le dimissioni per assoluta mancanza di sicurezza nella gestione della procura di Palermo da parte di Giammanco. Che cosa è successo andando avanti? Falcone, che indagava appunto sull'omicidio, anche sull'omicidio Mattarella, per cercare altre piste, in qualche modo individuò il caso Gladio. Quando cercò di andare avanti, questo lo racconta però Scarpinato, Falcone sarebbe andato nella sede dei servizi segreti a guardare gli atti e a verificare se per caso c'era qualcosa che poteva interessare proprio in merito all'omicidio Mattarella. Decisero invece, il capo della procura, di affiancargli il collega Pignatone, ex procuratore di Roma. Questo affiancamento Falcone lo visse come una specie di mancanza di fiducia, sono le parole di Scarpinato. Ricordo che io rimasi insoddisfatto perché dissi: come si fa nell'arco di pochi giorni a visionare tutti questi atti, a memorizzarli e a prendere in considerazione fatti che ci possono essere utili in questo processo? Può darsi che un nome che in questo momento non dice assolutamente niente, tra 15 giorni può essere rilevante. Quindi già, diciamo, in qualche modo le indagini si erano incanalate nella pista giusta. Ecco perché il depistaggio diventa ancora più emblematico. Grazie Luca, alleggeriamo un po', parliamo di calcio. Bella vittoria del Catania che dopo la Salernitana ha battuto anche il Benevento. La settimana perfetta si materializza in una calda domenica di fine ottobre. I quasi 20.000 del Massimino assistono a un'altra vittoria nel secondo big match consecutivo. Questa volta a lasciarci le penne dopo la Salernitana e il Benevento. Toscano conferma l'11 di partenza delle ultime due partite vittoriose con Giuliano e Salernitana appunto. Le due squadre si studiano e si rispettano. I portieri sono inoperosi fino al colpo di testa di Lunetta dopo una punizione dalla sinistra. Semplice la presa per Vannucchi. Ciccerelli è protagonista al 40° quando al termine di un batti e ribatti in aria finisce a terra dopo un contrasto con Borghini. L'arbitro, dopo revisione chiesta dal Catania, concede il rigore per il primo tocco sulla gamba del trequartista. Ciccerelli è glaciale dal dischetto, palla nell'angolo e 1-0 per i rossazzurri. Quarto gol in campionato per il numero 10 etneo, secondo consecutivo dopo la super punizione con la Salernitana. Palla al centro, il Catania ha un'occasione d'oro per raddoppiare, sponda di Lunetta per Ciccerelli che dalla sinistra crossa per Forte, miracolo di Vannucchi sulla conclusione a colpo sicuro dell'attaccante. Nella ripresa il Football Video Support torna protagonista per un intervento in area di Di Gennaro su Mignani, l'arbitro resta della sua opinione e non concede il rigore dopo la richiesta di revisione dei campani. Toscano decide di cambiare sistema e toglie Ciccerelli, al suo posto Corbari, si passa al 3-5-2, entrano anche Rolfini e Aloi per Lunetta e Di Tacchio, il primo ha subito una buona opportunità e manda alto sul cross deviato di Casasola. I campani si fanno vedere con la Mesta che conclude alto dopo una buona azione di Maita. I rossazzurri sanno anche soffrire, il Benevento costruisce una buona chance con Borghini che crossa per Mehic, il colpo di testa finisce al lato. Il Catania chiude ancora vittorioso e senza subire gol, nono clean sheet su 11 partite, 5 gare senza reti al passivo. Dini non ha mai visto il pallone finire alle sue spalle al Massimino, numeri e non solo che danno l'idea di dove può arrivare la squadra rossazzurra. Adesso la parola a Luca Gilberti. Andiamo a vedere allora la pagina dello sport, prendiamo per comodità la prima pagina della Sicilia, la prima pagina dello sport della Sicilia che racconta appunto questo fine settimana, questa domenica fatta non solo di calcio, perché partiamo dal calcio che è l'apertura, Catania Ciccerelli supereroe, il marcatore del gol che ha dato il successo ai rossazzurri contro il Benevento che fino a ieri erano primi in classifica, il trequartista segna, il rigore decide il match con il Benevento, esulta imitando Dragon Ball, un mito immortale dei cartoon, sono appunto ragazzi che appartengono a questa generazione. Poi altre categorie, la Roma, qua siamo in Serie A, agguanta il Napoli in testa alla classifica, quindi la Juventus invece perde ieri, ha perso contro la Lazio nell'ultima gara della giornata. In Serie B il Palermo cerca riscatto, si giocherà già domani, per la Serie A c'è un turno e per la Serie B c'è un turno infrasettimanale. La Serie D che vede tante squadre
squadre siciliane impegnate nel girone appunto che riguarda le siciliane. Ha una nuova capolista che è l'Igea Virtus, capolista solitaria, batte la Nissa nello scontro diretto, si risveglia il Gela, Messina, ciao, penalizzazione. Questo è diciamo tutto il racconto. Poi c'è Sinner che ha vinto a Vienna e la Formula 1 con Lando Norris che ha vinto il Gran Premio del Messico che si è corso ieri sera. Andiamo a vedere una pagina tra le tante del racconto del Catania. L'autore del gol Ciccerelli, gol pesanti e riti da cartoon, esulto alla Dragon Ball perché porta bene, boato dei 20.000 che ha impressionato il calciatore, il merito va condiviso con il gruppo. Perché questa pagina? Perché da questa pagina vediamo anche insomma un po' quello che è il quadro del campionato, le partite che si sono disputate, la classifica il prossimo turno. Abbiamo visto nell'anticipo il Siracusa che ha battuto il 4-1 il Casarano, quindi è ritornato a gioire in casa. Ieri ha vinto anche il Trapani contro il Cerignola, quindi torna al successo i Granata, cancellando un po' di quella diciamo, sfortuna che avevano avuto anche nelle giornate precedenti, e poi ovviamente il Catania che ha vinto contro il Benevento 1-0. Questa è la nuova classifica perché la Salernitana ha battuto ieri la Casertana per 2-1, quindi la Salernitana è prima in classifica a 25 punti, ha un solo punto di distacco, c'è il Catania che è secondo, il Benevento resta dietro di 2 punti, quindi ha 22. E le altre dove sono? Il Trapani, dopo aver cancellato la penalizzazione, comincia a risalire in classifica a 11 punti, il Siracusa resta tristemente ultimo a 6 punti. Prossimo turno che si giocherà tra venerdì, sabato e domenica. Giocherà il Catania, eccolo qua, giocherà venerdì alle 20:30 contro la Casertana in serata, quindi. Poi il Trapani giocherà a Crotone domenica alle 14:30, il Siracusa sempre domenica alle 17:30. Quindi abbiamo dato un po' il quadro di quello che succederà nel campionato. Adesso proseguiamo con la rassegna stampa dei quotidiani, ritorniamo sulle prime pagine, ritorniamo sulla Sicilia. Finalmente La Verità è una delle due aperture del quotidiano, perché il quotidiano approfondisce con 2 pagine all'interno l'omicidio di Giovanni Spampinato, giornalista ragusano, ucciso 53 anni fa. Anche qui insomma c'è un'altra pista che non è solo quella insomma della criminalità, ma anche la pista politico-eversiva, con alcuni terroristi addirittura tracciati, per certi periodi hanno vissuto in Sicilia, delle chiaie su tutti. È tutto raccontato dentro il giornale, molto belle queste 2 pagine. Abbiamo visto la zona rossa che non basta a Palermo, e poi le notizie di politica internazionale. Putin allarma con il supermissile, Trump ricuce con la Cina. Tutte queste le vedremo poi nella seconda parte della nostra rassegna con gli approfondimenti dei quotidiani nazionali. Anche questa notizia diciamo, del passo indietro dei magistrati della ANM, l'Associazione Nazionale Antimafia, che hanno detto, insomma, dopo la morte del cavaliere Berlusconi, il CAV a processo per 30 anni non è giustizia. Insomma, quello che diceva e che ha sempre detto Berlusconi, una vicenda che dura 30 anni non è da paese civile, così come l'ANM sui processi infiniti a Berlusconi. E poi un po' di politica all'interno, Manlio Messina Picconatore e i 2 forni meloniani. C'è una riflessione appunto che riguarda la politica regionale. Sottolineo questa notizia messa in basso in un riquadro che però è una notizia diciamo in qualche modo che ha un impatto sulla nostra economia. Call center team, c'è l'idea di una fusione tra un call center di Caltanissetta con un call center della team, salto nel buio per 339 addetti che potrebbero essere appunto in pericolo per il lavoro. Entriamo dentro il giornale, ve la faccio vedere questa notizia. Telecontact Center, saltano nel buio anche 339 lavoratori di Caltanissetta, la fusione della società napoletana controllata al 100% da team con DNA. I sindacati lanciano l'allarme, ci sono 1591 contratti a rischio, tra cui quello nell'unico ufficio in Sicilia, quindi una notizia certamente che un po' fa temere per questi posti di lavoro. Vedremo come finirà. C'è il segretario del Partito Democratico che entra diciamo, nella polemica del Parco dell'Etna, perché tutto nasce appunto dall'imposizione del ticket
ticket per la visita dei crateri silvestri, da lì nasce una polemica, la gestione di quest'area, il vulcano, i beni dell'UNESCO, eccetera. C'è un'autorità di gestione che è quella del Parco dell'Etna, che è un'autorità regionale. Allora Barbagallo dice, dopo tutti questi anni, il segretario del Partito Democratico, che è una linea trasversale, diciamo, condivisa anche da altri, il Parco dell'Etna è un fallimento proclamato, ora la politica deve rimediare. Barbagallo chiede di fatto, così come chiedono in tanti, che il Parco dell'Etna passi da regionale a Parco nazionale dell'Etna, il che potrebbe, diciamo, sbloccare anche alcune criticità. Patrimonio dell'umanità, ma l'umanità ai crateri non può permettersi di arrivarci. È un lusso, proprio per quello che dicevamo prima. Insomma, c'è tutta la questione appunto dei terreni privati, i biglietti che conosciamo e che abbiamo già approfondito. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Catania, la Sicilia di Catania. L'apertura, il Castello Ursino non decolla, quindi si ritorna a parlare dell'area chiusa del Castello Ursino, la chiusura al traffico, piazza deserta e altre polemiche, non c'è pace in piazza Federico di Svevia, nonostante la parziale riapertura al transito, quindi il parziale passo indietro del sindaco trentino. Poi tante notizie che arrivano anche dalla provincia, interessante anche i verbali per quanto riguarda la cronaca di William Cerbo, detto Scarface, un capomafia pentito. Io e Mazzei gestivamo le discoteche di Catania, e quindi c'è un racconto, lo troveremo in pagina. E poi, diciamo, per alleggerire un po', si è conclusa la 45esima edizione dell'Ottobrata, che è la sagra, diciamo, più famosa della provincia di Catania, quantomeno la più longeva, che per un mese, diciamo, ha popolato il comune etneo alle pendici dell'Etna. Andiamo a vedere invece, ritorniamo sul giornale di Sicilia, perché oltre alla zona rossa c'è una notizia molto interessante che riguarda i termovalorizzatori, quindi il piano per i rifiuti. Affiancati, i termovalorizzatori, secondo appunto la regione, saranno affiancati da impianti per l'indifferenziato. Serviranno nuove strutture per selezionare i rifiuti, al via i carotaggi sui terreni, quindi è partita già la task force sui termovalorizzatori. E poi anche qui altre notizie che riguardano il calcio, in particolare il Palermo, sul giornale Sicilia. Vediamo velocemente, prima di chiudere questa prima parte della rassegna stampa, anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, le notizie nazionali, la manovra e la Russia in testa. Poi al centro troviamo le notizie che riguardano appunto anche Messina, il porto delle nebbie, dove si accumulano solo ritardi. Questa notizia, che diciamo la più curiosa di giornata, in realtà anche se non la più importante, il furto del secolo al Louvre, ci sono 2 arrestati, quindi i particolari li vedremo nella rassegna stampa regionale. Volevo tornare perché anche sul giornale Sicilia è sottolineato questo aspetto, anche sulla Gazzetta del Sud è sottolineato quanto diciamo, ha evidenziato il giornale Sicilia: il volume dei rifiuti da ridurre, serviranno nuovi impatti, quindi il nuovo corso dei termovalorizzatori. Le strutture per il compostaggio sono al centro, diciamo, del nuovo piano dei rifiuti. Nell'articolo si spiega tutto molto bene. A te, Michele. Grazie. E allora adesso andremo a vedere un po' la situazione del traffico il lunedì mattina a Catania. Cominciamo con via Vincenzo Giuffrida, molte macchine in entrambe le direzioni, ma come vedete si scorre abbastanza bene. Certo non a velocità sostenuta, anche perché è proibita, e poi ci sono lì parecchi semafori pedonali. Questo invece è il Tondo Gioeni, corsia di destra. Anche qui quel rallentamento è dovuto al semaforo pedonale, ma per il resto il traffico è intenso, ma come in precedenza scorre. Andiamo a vedere belle immagini. Guardate che meraviglia, questa è l'Etna, cielo limpido, neanche una sbuffatina di vapori, e un po' invece di nuvolagine sul lato destro dell'inquadratura stupenda. Vediamolo ancora, da Taormina, qui è leggermente coperto perché ci sono un po' di nubi, però sul lato sinistro la costa è sempre straordinaria. Taormina meravigliosa. Facciamo una breve pausa, poi fra poco andremo a vedere un altro dei patrimoni paesaggistici e naturalistici più preziosi della nostra costa, la Timpa di Acireale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Luca Ciriberti.
Grazie Michele. Allora, oggi insomma il racconto è su 3 filoni principali, la questione di un accordo tra Trump e Xi Jinping, quindi la Cina e gli Stati Uniti che trovano un accordo anche commerciale sui dazi, poi il conflitto tra Russia e Ucraina, un conflitto che si inasprisce, siamo quasi alla soglia dei 4 anni, Trump spinge per convincere Putin a cessare questo conflitto, ma Putin nel frattempo che fa? Agita lo spauracchio di un nuovo supermissile, che è un missile che potrebbe arrivare ovunque nel mondo senza essere visto. Adesso vedremo anche i particolari. Poi la manovra, i partiti della coalizione di maggioranza si incontrano per limare in alcune parti la manovra stessa, e poi tutto quello che c'è dietro appunto al racconto di questa manovra, e poi le polemiche ovviamente politiche che riguardano la Meloni, il partito di Fratelli d'Italia, dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci. Ieri è andata un'altra puntata di Report, anzi la prima puntata di Report della stagione, dove appunto gli attacchi erano proprio partiti dalla Meloni. Però andiamo con ordine, partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua. Svolta sui dazi, questa è l'apertura, tra Stati Uniti e Cina c'è l'accordo, Putin il nuovo missile nucleare è invincibile, e poi il ragionamento di Federico Fubini, che devo dire su queste questioni dalle pagine del Corriere ha sempre delle analisi così un po' particolari, e quasi sempre ci azzecca. Così Pechino ha vinto la sfida commerciale, di fatto poi l'attesa cinese dopo lo spauracchio dei dazi spropositati di Donald Trump all'inizio del suo mandato, ha dato ragione alla fine al colosso cinese. Vedi qua il video del garante nella sede di Fratelli d'Italia, duello con Ranucci. E poi la notizia che avevamo accennato poc'anzi, ci sono 2 fermati per il furto del Louvre, volevano fuggire in Africa, hanno lasciato delle tracce, e certamente il furto del secolo. E poi le notizie di sport che vediamo con le fotografie di Sinner e della partita Napoli-Inter che si è giocata sabato, le polemiche che hanno accompagnato questo match. Repubblica, accordo USA-Cina, anche qui stessa apertura, l'accordo è sui dazi, escluse le tariffe al 100%, i negoziati in Malesia avvicinano l'intesa sulle terre rare, soia, TikTok, cosa c'è? Adesso lo vedremo anche in queste terre rare. Giovedì l'incontro tra Trump e Xi Jinping anche sull'Ucraina, Mosca testa il supermissile nucleare. E poi la manovra, eccola qua a centropagina, Fratelli d'Italia contro la Lega, senta Giorgetti, qui il tema è la tassazione delle banche, perché appunto le banche in qualche modo con l'ABI hanno criticato questo punto della manovra. Adesso vediamo anche nei singoli punti la manovra. Affitti e pensioni, la manovra cambia, la stampa è ancora più in apertura precisa e puntuale. La manovra cambia, banche scontrano il governo, il ministro Foti, ognuno in vita rinunci a qualcosa, ma chi ci guadagna se si tira a campare, commenta Flavia Perina. Risulta stupefacente il dispendio di energia con cui un pezzo di centrodestra, la Lega, Forza Italia soprattutto, si è arrivata a picconare la manovra economica, perché appunto il tema è questo, cioè la manovra economica editata e presentata in Consiglio dei Ministri è stata picconata costantemente proprio dagli stessi partiti di maggioranza che comunque l'avevano in qualche modo avevano provato a redigerla proprio con il principale partito di Fratelli d'Italia. America-Cina, prima intesa sui dazi, quell'effetto Donald sulla società degli Stati Uniti, tante notizie anche qui sulla stampa. Vi faccio vedere un altro quotidiano generalista che entra ancora di più sulla questione manovra, sanità pubblica, più cure gratis, sono stati aggiornati i LEA, i livelli essenziali di assistenza con esenzioni e ticket, tra le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale entrano la cura ai disturbi alimentari, le patologie rare, più prevenzione e test genetici. Tutto da vedere, aggiungiamo noi. Poi ci sono delle interviste, l'intervista al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, 3 anni di stabilità, non si torni ai governi dell'inciucio, quindi l'appello anche ai partiti di maggioranza da parte del numero 2 di Fratelli d'Italia. E poi l'AMN, i magistrati che fanno mea culpa su Berlusconi, incivili 30 anni per avere giustizia. Posso dire, ma certamente è vero quello che sottolinea l'associazione magistrati, ma i 43 anni trascorsi dal delitto Mattarella, allora cosa sono?
processi lunghissimi, diciamo, che poi hanno l'effetto immediato di creare sfiducia, soprattutto nei cittadini. Andiamo a vedere appunto all'interno i quotidiani, proprio nelle notizie di cui abbiamo parlato, perché il Corriere della Sera sottolinea che sulle terre rare, che poi sono l'oggetto dell'accordo, no? per la tregua con i dazi con la Cina, le questioni che riguardano i territori, insomma, a cavallo tra Russia e Ucraina, ci sono delle cose importanti. Terre rare, fentanyl e TikTok, una tregua nei dazi della Cina, Bessent, accordo quadro, Pechino conferma consenso preliminare, appunto giovedì il vertice. Gli Stati Uniti, lo leggiamo nell'attacco del pezzo, hanno raggiunto un accordo quadro con la Cina che eviterà ulteriori dazi al 100%, ha detto il segretario del Tesoro statunitense. Messi a punto i dettagli, un sollievo per i mercati che temevano l'escalation della guerra commerciale con possibili dazi fino al 155%, lo stesso Trump aveva ammesso che non era una situazione sostenibile, ma che cosa c'è in queste terre rare? Il segretario del Tesoro ha anticipato che il presidente americano e il leader cinese parleranno di terre rare, soia, esportazioni di tecnologia, fentanyl e formalizzeranno l'accordo definitivo su TikTok, i cui dettagli sono stati definiti dai loro negoziatori. Perché anche TikTok? Perché il flusso di dati e di commercio generato appunto da questo social in realtà disturba sia gli Stati Uniti che la Cina, perché non è originario di nessuno dei due paesi. Poi andiamo a vedere invece la sfida dei razzi. Eccolo qua, il super missile di Putin, si chiama Kalibr, eccolo qua, la sfida dei razzi. Un nuovo missile può arrivare ovunque senza essere visto. Mosca mostra i muscoli prima che scada il trattato New START, e questi sono i missili, diciamo, convenzionali conosciuti, Tomahawk, i missili che chiede e che ha chiesto anche in qualche modo Putin, Zelensky, per contrastare l'offensiva americana. Questo invece è il nuovo missile diciamo della Russia, appunto, che è una innovazione nel campo militare. Guardate qua c'è una panoramica per chi vuole saperne di più oggi sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece sempre su Repubblica, anzi vediamola sulla Stampa, la manovra, perché come cambia la manovra nello schema lo mette bene la Stampa. La finanziaria presentata in Senato è già vecchia, le prime correzioni su Airbnb, cedole e previdenza. In questo caso le principali misure sono i tagli dell'IRPEF, quindi il fisco dal 35 al 33%, le pensioni, la sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile con la proroga APE, ma i correttivi quali sono? Eccoli qua, prima casa, l'aliquota che sarà al 21 o al 23% per gli affitti brevi, quindi questo era il primo tema, diciamo dal 26% si scende dal 21 al 23%, il dietrofront sull'età pensionabile, questo riguarda insomma molti italiani visto che siamo un paese sempre più vecchio, e poi le assunzioni, bilanci, aiuti e assunzioni in deroga. Questa è una misura che riguarda appunto i comuni che non riescono a far fronte alle liquidità di cassa per pagare nuovo personale, e poi i dividendi alle società delle banche, e questo è un altro punto nodale della manovra, e giù la tassa, quindi le banche in qualche modo, il braccio di ferro è servito diciamo, ad abbassare, ad ottenere un risultato. Vediamo invece qualche quotidiano, diciamo, di matrice di natura politica, perché le letture poi dei fatti sono differenti. Allora, partiamo dal Fatto Quotidiano, che sempre diciamo, centra e si concentra sulle questioni delle armi. La notizia, diciamo, è in qualche modo originale. L'Unione Europea alla guerra, ordini militari a big delle armi anche se scoppia la pace, quindi questa è la lettura del Fatto Quotidiano, fa sempre questo tipo di analisi. E poi però in Ucraina rubati o spariti 500.000 di mitra, fucili e pistole. E questo è, diciamo, il mistero che mette in prima pagina il Fatto Quotidiano. Poi vedi anche in prima pagina la pista nera che seguì Falcone già diciamo, nel 1992.
Sempre sui giornali, diciamo, in qualche modo di natura politica, eccolo qua, il giornale invece, che è quotidiano, diciamo, di centrodestra, vicino a Forza Italia, accentua i toni sul caso Report, la nuova patacca di Report. La questione è che era stato pubblicato nei giorni scorsi una foto del garante per la privacy che faceva visita alla sede di Fratelli d'Italia, e allora qui il giornale smentisce diciamo, queste notizie, dice: Ranucci ha trasmesso un audio privato rubato, fa il martire, Fratelli d'Italia ha dato ordine di multarci, ma fatti e tempi lo smentiscono. Quindi il garante della privacy che aveva multato, multa milionaria a Report per aver trasmesso gli audio della moglie di San Giuliano nel caso con Maria Teresa Boccia. A sinistra nasce anche il partito dei Pro-Pal e l'albanese insiste, l'Italia complice del genocidio, quindi non si placano le polemiche. Toghe in mezza retromarcia, questo è Libero, hanno paura del referendum, la lettura più politica, diciamo, della notizia che abbiamo letto anche da altre parti. Big Bang della lettera di Marina Berlusconi su Silvio e la caduta dell'accusa di mafia, il presidente dell'ANM ci ripensa, un processo lungo 30 anni, non è un paese civile, quindi insomma ieri c'era stata appunto, come sottolinea Libero, l'intervista a Marina Berlusconi che in qualche modo ha puntato i piedi proprio sull'attività della magistratura. Ranucci riparte, attacca Fratelli d'Italia, sempre l'apertura di Libero. Vediamo invece una apertura originale e diversa in qualche modo, che è quella della Verità, che dice quello che poi insomma si pensa, o comunque che la gran parte dell'opinione pubblica pensa, no? C'è l'emergenza Maranza nelle città, non l'emergenza fascismo. Tra accoltellamenti, scippi, la gente ha paura ad uscire di casa. Palermo e Catania sono due testimonianze. A Genova ha assaltato un liceo occupato, la sinistra accusa subito l'estrema destra, ma la questura e i testimoni parlano di minori violenti, quei bulli non politicizzati e spesso stranieri che terrorizzano le nostre città. Questa è la scelta dell'apertura della Verità. Vi faccio vedere velocemente anche il tempo da qualche settimana punta il dito sugli infiltrati di Hamas nelle comunità islamiche, in questo caso a Milano. Gli infiltrati, come cambia la strategia dei fratelli musulmani, niente bombe ma moschee abusive e falsi propalla, l'obiettivo è entrare nelle istituzioni italiane dopo Monfalcone con la prima lista islamica, gli esperimenti a sinistra in Campania e Puglia. E su questo noi, Michele, chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Bene, a più tardi, grazie a Luca Ciriberti. Noi facciamo una breve pausa e poi tra poco scopriremo che c'è una nuova app che si sta costruendo per la timpa di Aciriale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, con noi un ospite, il professor Filippo Gravagno, che insegna tecnica e pianificazione urbanistica all'Università di Catania. Buongiorno professore, benvenuto. Allora, reduce da un seminario molto interessante, conserviamo la timpa con un click. Un click ci fa venire in mente un'app, è così professore? Sì, certamente. È un'app che è una sperimentazione che noi stiamo facendo all'interno di un progetto di ricerca di interesse nazionale finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. L'obiettivo del progetto è quello di ragionare un po' su come migliorare la relazione tra le istituzioni e le comunità locali. E quindi noi stiamo sperimentando questa app che consente di costruire quella che si chiama una mappa di comunità. Ecco, una mappa di comunità è una mappa di un comunità po' diversa. Perché? Perché riguarda noi cittadini, è vero? Certo, perché è una mappa che costruiscono i cittadini, quindi sostanzialmente è una mappa dove verrà trasferito tutto quanto il sapere locale che costituisce una parte fondamentale dell'identità del luogo. Al di là poi... Quindi i contenuti quali potranno essere? Ma sono racconti di storie di vita vissute proprio sulla timba, descrizioni con l'occhio però di chi abita la timba, di chi la timba l'ha costruita, di chi la coltiva, di chi insomma ha un'esperienza diretta di questo patrimonio così straordinario che abbiamo nel nostro territorio e che oggi purtroppo versa in stato di parziale abbandono. Quindi è un'app che serve a risvegliare un po' la consapevolezza e la coscienza di tutto ciò che c'è di bello e di interessante in questo luogo. Abbandono, diceva, c'è una situazione critica da quelle parti? Certo, purtroppo
diciamocela tutta, insomma, ecco, con l'istituzione della riserva sono state abbandonate moltissime delle attività e quindi mancando la presenza dell'uomo in un territorio che è fondamentalmente un territorio da secoli antropizzato, dove sono stati realizzati terrazzamenti e tutta una serie di altre infrastrutture, ecco, la mancanza dell'uomo lì sta provocando una serie di frane e di dissesti che stanno mettendo seriamente a rischio la possibilità di fruizione di tutto quanto questo patrimonio in futuro. Ma ammettiamo, io volessi già oggi mettere qualcosa nell'app per costruire questa mappa, cosa posso mettere? È molto semplice, noi abbiamo creato un QR code, questo QR code permette di entrare con un qualsiasi telefonino all'interno della app, appunto, e lì ci sono due strade. Una è guardare quello che già gli altri hanno inserito nella mappa, la seconda è proprio quella invece di inserire sia foto, sia descrizioni, sia video, sia anche audio che permettono di dare anche agli altri ciò che è la mia visione di questi Quindi luoghi. anche di questi contesti. descrizioni con Proprio immagini, assolutamente sì. oltre che ovviamente situazioni critiche come accennava lei prima, professore. Certamente. Ecco, e sono già arrivati dei contributi? Sì, sono arrivati parecchi contributi, soprattutto perché per esempio i percorsi sulla timba sono di solito non facili, sono quasi inaccessibili, quindi chi conosce questi percorsi ha cominciato a fare una descrizione dettagliata di come è possibile poi raggiungere le varie parti quindi della ci timba. spiegano come arrivare. Esattamente, ci spiegano come arrivare, ma anche cosa c'è di interessante lungo questi percorsi. Già. E perché è così caratteristica, diciamo, dal punto di vista, lei è un docente di tecnica e pianificazione urbanistica, perché è così importante, oltre dal punto di vista paesaggistico per noi comuni mortali, ma per voi che studiate un po' l'ambiente, qual è l'importanza di questo luogo, come la timpa di Acireale? Guardi, è un luogo che è stato già destinato ad una riserva, a diventare una riserva naturale, perché già nei primi anni '80 si capiva che questo è un luogo in cui il socio-ecosistema acese, no? Ha prodotto qualcosa di unico e straordinario, quel mondo fatto di terrazzamenti ma insieme, no? Di pareti verticali in condizioni di estrema naturalità, eccetera. Ecco, è un unicum da un punto di vista geologico, un unicum da un punto di vista botanico oggi, ma anche testimoniale della storia recente, anche della storia dell'economia del nostro territorio. Perché sono terrazzamenti naturali, quindi? Naturali no, tutti i terrazzamenti sono artificiali, no? Cioè, quindi costruiti dall'uomo nel tempo, però hanno bisogno della manutenzione ordinaria e quindi nel momento in cui le pratiche culturali o comunque le cure sono venute meno, tutto questo mondo è a rischio di frane e di crollo, ed è quello che sta succedendo ormai da parecchi anni. Nel corso del tempo l'uomo andava costruendo... Certo, ma non solo, andava a fare la manutenzione di questi luoghi, di questi contesti. Lei tenga conto che gran parte di questo patrimonio è riuscito a sopravvivere nei secoli proprio perché ogni anno le persone che lo abitavano andavano a risistemare quelle parti che a causa delle piogge, a causa del dilavamento o a causa delle frane andavano ad essere rovinate. Ecco, le criticità attualmente in particolare quali sono? Ma guardi, ci sono un sacco di microfrane che se non vengono immediatamente... Sono pericolose anche per... Guardi, l'anno scorso, non so se ricorda, c'è stata una grossa frana che ha interessato la provinciale all'altezza di Santa Tecla, no? Ma questa è l'ultima, ma ce ne sono ogni anno ormai purtroppo abbiamo un'accelerazione. Il primo problema è questo sicuramente è questo. Questo va costruito un sistema di protezione? Intanto di monitoraggio e poi secondo me va costruito proprio, come dire, un meccanismo di controllo continuo delle dinamiche evolutive della stabilità della timba, che permette immediatamente di prevenire soprattutto le frane, no? Laddove ci sono le condizioni di maggiore criticità e di stabilità. Lasciamo un attimo la timpa e parliamo più in generale. Questa è un'idea, visto che vedo che c'è l'intervento del Ministero della Ricerca Scientifica, è un po' diffuso a livello nazionale questa idea di documentare, come dire, visivamente con gli strumenti che usiamo adesso, no? Allora, tenga conto che questo PRIN, si chiama così questo progetto, si chiama Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, vede la collaborazione fra il mio team di ricerca, che è il Laboratorio per la Progettazione Ecologica e Ambientale del Territorio, insieme ad altri due team, uno del Politecnico di Torino e l'altro dello UAV di Venezia. E tutte queste in realtà stiamo un po' ragionando tutta l'Italia? Sì, praticamente quasi tutta quanta l'Italia in qualche modo è
oggetto di riflessione, anche di ricerca. Quindi si fa in altre zone, in altri territori? Noi stiamo facendo altre 5 sperimentazioni nel territorio più o meno etneo, una a Fornazzo, una a Librino, un'altra a Lentini, insomma stiamo cercando di vedere come attraverso questo strumento sia possibile facilitare proprio l'interazione tra le istituzioni e le comunità locali, perché tenga conto che queste informazioni possono avere una grande utilità nella costruzione degli strumenti di governo del territorio, no? Certo. Quindi in questo caso, per esempio nel caso della timba, si è in corso di redazione del piano di utilizzo della pre-riserva e io spero che queste informazioni contribuiscono a darci Sicuramente. del materiale. Io volessi oggi, se la giornata è bella, contribuire, che devo fare? Semplicemente andare a scaricare questa app. Noi L'app già è, conserviamo la timba con un click, è un QR code. conserviamo la timpa con un clic, ce l'ho scritto qua. Perfetto. Quindi uno cerca quello, Sì, perfetto. Noi inquadra il QR code. il QR Il QR code. code permette già di entrare all'interno di Beh. un link e da lì è tutto. Dovrebbe essere abbastanza semplice, insomma, proprio sabato come l'ha scorso descritto? abbiamo fatto proprio questo. Bellissimo, Abbiamo spiegato professore. alle persone come utilizzarlo. Allora l'aspettiamo per un appuntamento prossimo per visioni. Vedere i risultati? Certo, con per piacere. guardare insieme cosa hanno documentato i nostri ascoltatori, sia per argomenti che possono essere utili per voi per la pianificazione, ma anche per la descrizione di ambienti meravigliosi come quelli della timpa di Acirale. Grazie al professor Grazie a lei, Cavallo, buon buon lavoro e noi pronti con questa nuova app. Il titolo, ve lo ripeto, conserviamo la timpa con un click. Basta digitare quello, poi c'è inquadrare col QR code e ci siamo. Buon lavoro e complimenti. Grazie professore. Grazie a lei. Facciamo una breve pausa, ma intanto guardiamo, siamo a lunedì, che tempo ci aspetta nelle prossime ore e prossimamente ancora. Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lunedì prevalgono ancora correnti atlantiche nord-occidentali sull'Italia, mantengono viva un po' di variabilità con qualche piovasco sparso, addensamenti nuvolosi anche sulle Alpi di confine. In Sicilia avremo la rotazione delle correnti da nord-ovest e quindi un rinforzo dei venti, mari che generalmente diventeranno mossi o molto mossi, specie il Tirreno, e addensamenti nuvolosi più frequenti sul litorale tirrenico, sull'area dello Stretto, dove ci sarà anche qualche locale piovasco. Temperature in generale diminuzione nei valori massimi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, la situazione rimane simile, ancora prevalenza di venti da nord-ovest, addensamenti nuvolosi frequenti sul litorale tirrenico, sull'area dello Stretto, dove ci sarà ancora la possibilità di qualche piovasco, sarà invece più asciutto tra Siracusano, Ragusano e sul litorale meridionale. Le temperature martedì si mantengono stazionarie con valori generalmente in linea con le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Eccolo qua, si chiama Tuccio l'Eterno, è Tuccio Musumeci naturalmente, è l'autore di questo libro edito da Bonfirraro, è Valerio Musumeci, che non è parente di Tuccio, o sì? Buongiorno direttore, non che io sappia, ne abbiamo Non che io parlato con sappia. il maestro ma non siamo riusciti a trovare una parentela diretta, però insomma siamo omonimi ma buoni amici. Però è un destino, nomen omen, cioè l'ha portato qua poi. E, pensavamo che ci potesse essere qualche confusione per questa omonimia, però devo dire che stiamo iniziando a presentarlo e sta andando molto bene. Non c'è dubbio. Com'è stato l'incontro e la proposta che lei ha fatto a Tuccio Musumeci? Io conoscevo Tuccio, l'avevo intervistato in altre occasioni insieme ai figli, insomma per quel grande attore, quel grande artista che è. Come no? Nel novembre del 2023, quindi 2 anni fa, abbiamo pensato di fare questo percorso con lui, questa lunga intervista dove lui racconta tutta la sua carriera dagli anni 50 insieme a un giovanissimo Pippo Baudo, poi man mano crescendo, entrando nel teatro, in televisione, in radio, in tutti i mezzi artistici. Ma ha accolto favorevolmente l'idea di raccontarsi in un libro
che non è breve, è Cospicuo. bellissimo perché è anche molto 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 denso, sono quasi 400 pagine. Beh, devo dire che la prima cosa che il maestro ha detto è stata: figlio mio, che stai a contare? Come se non ci fosse, diciamo, nulla da Figlio mio, che raccontare. stai a contare? In 70 anni e più di carriera, figuriamoci, era naturalmente la giusta misura del maestro. Poi sì. devo dire che abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo iniziato a registrare il 5 febbraio 2024, tra l'altro Sant'Agata, ed è nato un bellissimo rapporto. E poi, diciamo, queste conversazioni sono diventate sempre più personali, sempre più intime, mi permetto di dire. Credo che sia venuto fuori alla fine un bel ritratto. Certamente, sono ricordati i 1000 momenti gloriosi della carriera di Tuccio Musumeci, compreso il musical Pipino il Breve Pipino di il Toni Breve. Cucchiara, che Successo- quelli che abbiamo una certa età ci ricordiamo che è arrivato fino a Broadway, vero? Beh, ma anche i contemporanei, perché il maestro l'ha messo in scena fino alla primavera di quest'anno, dopo 50 anni. Credo che sia veramente un unicum nella storia del musical. Gli ho raccontato le sue esperienze a Broadway, che le ha detto? Come no? Il libro si apre proprio con un momento di questa tournée favolosa a Broadway. C'era talmente tanta gente in teatro che la seconda moglie di Toni Cucchiara, Giusy Vullo, non riusciva ad entrare. Non riuscite a trovare la moglie, però è lui che ricordo ha Musumeci di questo? Tuccio rispetto a Pipino, naturalmente Pipino è diventato quasi un alter ego. Infatti il titolo Tuccio l'Eterno e il Pipino il Breve è girato naturalmente al contrario. Al contrario, da breve a eterno. L'artista, diciamo, che c'è dietro il grande personaggio. E naturalmente una carriera ricca di emozioni. Parliamo di una persona che ha lavorato con i più grandi anche a livello internazionale. Bart Lancaster è uno degli ultimi testimoni, per esempio il set del Gattopardo. Ci ha lasciato da poco Claudia Cardinale, era morto anche Alain Delon un paio d'anni fa, e Tuccio era una giovanissima figurazione speciale, che era l'attore con qualche battuta, la comparsa con qualche battuta nel lontano 63, e quindi ricorda bene quel set, lì c'è tutto un capitolo dedicato. E poi ha la sua capacità di essere non soltanto un attore brillante, un attore comico, ma anche impegnato a lavori, per esempio, ispirati a Pippo Fava, alla storia civile della Sicilia. Ce ne vuole parlare un po'? In un leggendario anno 1967, Tuccio Musumeci, che era già una colonna, un caratterista importante e solido del Teatro Stabile di Catania, che aveva contribuito a fondare nel 1958, affronta a distanza di poche settimane un ruolo assolutamente comico, che è l'arte di Giufà. Quindi cosa c'è di più comico? E poi qualche settimana dopo è il protagonista di Cronaca di un uomo, che è il primo grande lavoro teatrale di Pippo Fava, vincitore del premio Valle Corsi, insomma un lavoro veramente importante. E lì Pippo Fava ha l'intuizione di cogliere questa vena dolce amara, malinconica, grottesca di questo stranissimo attore, che riesce a unire in sé tutte queste con pochi precedenti nella storia del teatro. Forse, diciamo, quello che viene più comodo indicare è senz'altro Totò. Totò era così, era una comicità amara, ricca di note malinconiche. E quindi in questo Cronaca di un uomo ottenne un successo straordinario di critica, di pubblico, e poi diventerà da lì il grande attore che conosciamo. Ma mentre scrivevate, quante volte l'ha detto "Purtavo pani papà"? C'è anche il racconto di come nasce Purtavo pani papà, casualmente, rievocare con Pippo Pattavina un giorno in teatro, poi fondamentalmente prendendo scherzosamente in giro un terribile regista del Teatro Stabile di Catania, che era De Martino, che era un po' uno spauracchio per gli attori, che naturalmente era severo, era molto severo, usava fare delle prove singole, quindi li chiamava per esempio alle 2 Pattavina, alle 3 Aveninghi, alle 4 Tuccio Musumeci, eccetera, e provava il ruolo singolarmente. Un giorno si trovano Pattavina e Tuccio sul palco da soli, e quindi incominciano a improvvisare un regista molto severo e un attore in ambasce, perché cerca di fare questo ruolo, e nasce così Purtavo pani papà. Questo Sì, e poi è una battuta perché era una battuta, perché lui voleva prendere in giro del cittadino Onofrio, insomma. che poi è diventata
una parola d'ordine anche militare. Racconti questo per favore, che è una cosa poco conosciuta. Io l'ho appresa ieri studiando un po'. Questo tu ce l'ha raccontato nella presentazione molto bella che abbiamo fatto proprio pochi giorni fa al Teatro Brancati, che è il Teatro del Maestro. Un generale di corpo d'armata all'inizio degli anni 2000 prima chiese di avere un filmatino, una registrazione di questo sketch che passava in televisione ma lui non riusciva mai ad intercettare, e poi confessò che era stato usato come codice segreto durante la guerra del Kosovo. Il maestro si chiedeva giustamente: potrebbe succedere anche per le disgraziatissime guerre che abbiamo in questo momento in corso, eventualmente pagatemi i diritti. Caspita, quindi usavano come cifrario militare portavo pane papà. Portavo pane papà. Non è una storia, io di questa lettera ho la copia, è davvero così. No, ma non c'è dubbio. Ma ricordiamo, la guerra del Kosovo è una purtroppo dolorosa pagina della storia recente, quando le forze della NATO, per difendere il Kosovo, bombardavano la vecchia Jugoslavia, quindi come dire, in una situazione non certo allegra, sono andati a pescare non certo divertente, ma usare una formula che era tipica di Tuccio Musumeci è estremamente curioso ed è singolarissimo. Poi lui anche, tornando a cose più recenti, è anche in Macari, quindi. Come no, è stato proprio ieri, ieri sera nella puntata. Lui interpreta il professore, che è il papà del protagonista, Claudio Gioè, e tra l'altro un personaggio molto particolare, che è Gaetano Savatteri, che ho intervistato per questo libro contiene 10 interviste ad altrettante persone che hanno accompagnato vari momenti della vita di Tuccio Musumeci, e mi ha confessato essere, come dire, liberamente ispirato al papà di Savatteri, e quindi diciamo c'è anche questo tratto intimo che il maestro, da grande attore qual è riuscito sicuramente a interpretare, a capire diciamo in modo veramente forte e veramente epidermico. Bellissimo. E tra l'altro lei sottolinea quello che un po' intuiamo un po' tutti, però detto da un esperto come lei è significativo. Musumeci, Tuccio Musumeci, non Valerio Musumeci lo studioso, appare l'incarnazione dello spirito di Catania, geniale, sì, teatrale e irriverente. Sono 3 aggettivi secondo me perfetti. Una Catania diversa però, una Catania di un tempo che forse si fatica oggi a rintracciare, una Catania elegante, una Catania colta, una Catania ironica. Io ho avuto modo di conoscerla attraverso naturalmente Tuccio, attraverso un altro grande personaggio ho avuto modo di intervistare negli anni passati, che è Renzo Trantino, a cui ho dedicato il mio precedente libro biografico. Era sicuramente una Catania diversa, una Catania fosforescente che si faceva ammirare in tutto il paese, capace di portare la sua arte, la sua impresa, la sua bellezza, la sua cultura davvero in tutto il mondo. Non si vede tanto spesso questa Catania, ma non credo che sia cambiata la città, forse sono cambiati un po' i catanesi. Queste le ragioni sarebbero. Ma teatrale perlomeno rimane, c'è il gusto. È una grande tradizione. C'è una tradizione, una cultura, e anche le giovani generazioni sono coinvolte, se non sbaglio. Sì, devo dire che dopo anni non semplici, comunque anche il teatro catanese si è ripreso, poi naturalmente è passato sotto questa cosa tremenda del Covid, che è stato terribile per naturalmente tutto il mondo dello spettacolo, però c'è sicuramente una vitalità, e d'altronde lo stesso Brancati lo dimostra. Il direttore del Brancati, Orazio Torrisi, che io ringrazio, ha dovuto faticare per trovare uno spazio per noi per la presentazione, perché loro stanno provando il primo spettacolo della nuova stagione, che debutterà tra pochissimo e che quindi sicuramente arricchirà questo palinsesto. Complimenti. Le volevo dire, lei è un giornalista, sì, e oltre che autore di biografie. Sono un giornalista, sono redattore di un quotidiano di informazione scolastica, La Tecnica della Scuola, storica testata appunto di informazione scolastica, fondata nel 1949, tra l'altro proprio a Catania, e che da Catania da 76 anni continua a raccontare il mondo della scuola scolastica, che è un mondo enorme. Parliamo di 10 milioni di persone tra studenti e insegnanti. Quanto? 10 milioni, quasi 10 milioni, perché sono 7 più o meno milioni gli studenti, 1 milione e qualcosa gli insegnanti, quindi andiamo sugli 8, 9, 10 milioni. Beh, complimenti, lei ha molto da fare nei prossimi giorni per presentazioni e l'impegno che ci ha appena accennato, ma mi permette di chiederle
La prossima idea già ce l'hai in testa, Dobbiamo pensare. oltre Tuccio l'Eterno. Dobbiamo pensare davvero, perché adesso abbiamo avuto l'opportunità, davvero devo dire, direttore, me lo faccia dire, il privilegio di avere questa testimonianza di questo immenso artista, e trovare qualcuno all'altezza non sarà semplice. Io ci proverò. Non c'è dubbio, e bocca al lupo. Allora Viva il l'aspettiamo. lupo. Aspettiamo quindi Valerio Musumeci, che è autore di questo Tuccio l'Eterno, il romanzo della vita di Tuccio Musumeci, con prefazione di Guardì. Michele Guardì, sì, che io ringrazio, che ha fatto questo regalo. Lui è stato lanciato in TV proprio da Tuccio Musumeci, che lo presentò a Pippo Baudo negli anni 70. È stato Guardì che l'ha presentato a... Tuccio che ha presentato Guardì e suo cugino Enzo Di Pisa, che poi purtroppo è scomparso tragicamente in quel disastro aereo, però è stato Tuccio a mettere in contatto Michele Guardì e Pippo Baudo, e poi questo è diventato naturalmente il grande autore che tutti conosciamo. Complimenti ancora. Grazie direttore. Eccolo qua il libro, l'edizione Bonfilraro, Tuccio l'Eterno, il romanzo della vita di Tuccio Musumeci, scritto da Valerio Musumeci, che non è parente. Breve pausa e tra poco ci occuperemo di altro, ci occuperemo di inside, dati, visioni e futuro della Sicilia. State con noi, buongiorno Sicilia. Complimenti ancora e grazie. Sicilia è il momento dell'oroscopo, quindi è il momento di Marco Amato. Marco, buon inizio di settimana. Buongiorno. Buongiorno Michele, buon inizio settimana a tutta la Sicilia. Evviva! Oggi che è il tuo protagonista? Allora, oggi ho scelto un grande classico, un evergreen che mi ha molto affascinato sia per la sua storica presenza nel panorama della storia della musica italiana, che è Gianni Morandi. E il nostro infatti inizia un tour nel 2026 e quindi che dal titolo C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, suo storico pezzo che riporta insomma la sua musica in giro per tutta l'Italia ancora una volta. Del signor Morandi mi affascina molto il fatto che sia un gemelli, per cui i gemelli la logica zodiacale hanno il compito di essere gli evergreen, i sempre giovani, e Mercurio, il loro pianeta dominante. Mercurio è sempre il dio messaggero alato dalle fattezze giovanili. Castoro e Polluce, che rappresentano i gemelli, hanno una storia molto particolare, proprio perché i Dioscuri, così chiamati, erano cari agli dei. Purtroppo uno dei due viene a mancare e l'altro propone agli dei uno scambio, ovvero un giorno lui sarebbe stato mondano e il giorno dopo avrebbe preso il suo posto nell'Empireo. Quindi i fratelli si sarebbero scambiati i ruoli, così che nessuno dei due sarebbe mai veramente morto né nessuno dei due sarebbe stato veramente vivo. Dentro il segno zodiacale dei gemelli, tanto a volte attaccato dall'astrologia da rotocalco, c'è sia Raffaella Carrà che Proust in un'unica soluzione. E detto questo, oggi vi do uno sguardo al cielo con un sestile Sole Luna che fa davvero i piedi. Per cui un po' incuriositi da tutto il bailam zodiacale attorno a voi, saprete capitanare bene oggi la giornata. Toro, per voi la giornata invece è un po' più complicata, perché il Sole in Scorpione fa opposizione anche a Marte, Mercurio invece traghetta in Sagittario, per cui tornate di nuovo a comunicare bene. Gemelli, per voi invece Mercurio è proprio all'inizio di un'opposizione, crea una tensione comunicativa, è quasi identitaria. Forse avete bisogno di ritrovare un pochino il dialogo con voi stessi e con i referenti affettivi. Cancro, per voi la Luna oggi è in opposizione, per cui un po' di tensione emotiva. Leone, per voi la giornata è un po' complicata da impegni che avreste voluto evitare volentieri, ma che oggi non riuscirete, ma sono impegni che vi porteranno di nuovo a trionfare bene carrieristicamente, in amore bene. Vergine, per voi invece la giornata è piena di trigoni sestili, degli
appoggi molto importanti per voi che vi aiuteranno a iniziare la settimana professionalmente ed emotivamente bene. Bilancia, Venere con voi ma fatica un po', quindi avete bisogno di un po' di conforto affettivo. Scorpione, per voi la giornata è pienissima, Sole e Marte vi mettono assolutamente in corsa verso la realizzazione e la concretizzazione di obiettivi che coi trigoni che nel cielo oggi si disegnano raggiungerete con molta facilità. Sagittario, Mercurio è finalmente arrivato alle soglie del vostro segno zodiacale, per cui oggi state un po' inaugurando una nuova dialettica comunicativa, una relazione sociale nuova. Capricorno, Luna da voi, una Luna che dialoga benissimo col Sole e che vi darà di nuovo energia. Acquario, voi oggi un po' emotivi, un po' insicuri, un po' pensierosi, non è da voi ma capita. Pesci, per voi oggi è una giornata ordinata e che sa di solidità, quindi godetevela e auguratevi nel lavoro che vada sempre tutto benissimo. Detto questo, auguro a tutti un splendido inizio settimana. Buongiorno Cecilia. Buongiorno a te e buona settimana, grazie al nostro Marco Amato. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco una notizia e ancora la rassegna stampa con il nostro Luca Ciliberti. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lunedì prevalgono ancora correnti atlantiche nord-occidentali sull'Italia, mantengono viva un po' di variabilità con qualche piovasco sparso, addensamente nuvolosi anche sulle Alpi di confine. In Sicilia avremo la rotazione delle correnti da nord-ovest e quindi un rinforzo dei venti, mari che generalmente diventeranno mossi o molto mossi, specie il Tirreno, e addensamenti nuvolosi più frequenti sul litorale tirrenico, sull'area dello Stretto, dove ci sarà anche qualche locale piovasco. Temperature in generale diminuzione nei valori massimi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, la situazione rimane simile, ancora prevalenza di venti da nord-ovest, addensamenti nuvolosi frequenti sul litorale tirrenico, sull'area dello Stretto, dove ci sarà ancora la possibilità di qualche piovasco, sarà invece più asciutto tra Siracusano, Ragusano e sul litorale meridionale. Le temperature martedì si mantengono stazionarie con valori generalmente in linea con le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Allora c'è una notizia che è arrivata poco fa ed è purtroppo una notizia niente affatto allegra. A Palermo i carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna, ritenuti responsabili del reato di atti sessuali con una minorenne. Una vicenda, racconta già la cronaca, di profonda sofferenza e degrado familiare, che è emersa grazie al coraggio di una bambina che con straordinaria determinazione ha contattato lei stesso il numero del telefono azzurro, affidando agli operatori il drammatico racconto degli abusi sessuali ripetuti che purtroppo ha subito. Questo a Palermo. A te Luca. Allora Michele, avevamo parlato nella prima parte della rassegna stampa, quella nazionale, anche di questo furto del secolo, no? La curiosità, diciamo, di questi rapinatori che insomma hanno rubato i gioielli di Napoleone, e due di questi sono stati ieri rintracciati e diciamo, arrestati. Quindi a Parigi i primi due arresti, questa è la pagina di Repubblica, ma la troviamo ovviamente su tutti i quotidiani, il furto al Louvre. Dove stavano andando questi rapinatori? Fuggivano verso l'estero, uno è stato trovato all'aeroporto Charles de Gaulle, un altro è stato recuperato, diciamo, mentre stava per fuggire verso Algeria e Mali. Quindi le indagini, diciamo, però questa è la notizia, sono state danneggiate dalla fuga di notizie, c'è anche lì, no? Insomma, la fuga di notizie che non ha permesso di recuperare il bottino, che è già sparito, ma questo era quasi evidente, e gli altri rapinatori, sembrano ce ne siano altri due in fuga. Poi qualche notizia un po' curiosa, riparte, noi che siamo un po' più vecchiotti al diploma giravamo l'Europa in treno, riparte l'Interrail, quindi insomma una nuova iniziativa con diciamo, fondi europei, con Discovery EU per i diciottenni, torna l'Interrail, in treno gratis
gratis per l'Europa con un pass. E poi una notizia che comunque fa sempre bene all'ambiente, diciamo la mette in evidenza Richard Gere, che si spende sempre il grande per Richard Gere. grande Richard Gere, che ricordi salì sulla nave contro Salvini per far sbarcare i migranti proprio qui in Sicilia. Richard Gere sempre vicino alle cause umanitarie. Adesso dice: salviamo i popoli incontattati, perché ci sono tanti popoli a rischio estinzione. Molti di noi non ne sanno tanto. Richard Gere col suo appello da attivista dice: ci sono 196 tribù che potrebbero, diciamo, sparire nel giro di pochi anni, decisivi i prossimi 10 anni. La diversità, dice Richard Gere, è necessaria a tutti. Diciamo, su questo possiamo anche condividere. Ha ragionissima. Grazie a Luca Ciliberti. Do il benvenuto alla nostra ospite del momento, è la professoressa Elita Schillaci. Buongiorno e benvenuta. Responsabile scientifica del progetto Inside. Che vuol dire dentro? Che vuol dire? Sì, oggi noi presentiamo i risultati di questo progetto che ha come obiettivo quello di calcolare un nuovo indicatore tra le altre attività che fa, cioè di creare una grande piattaforma di dati e un nuovo indicatore che ci consenta di misurare, tra virgolette, quello che sono, diciamo, gli elementi che vengono chiamati qualità della vita o altro. In realtà ci sono tanti indicatori fino adesso, ma il nostro indice, che l'abbiamo chiamato pienezza della vita, ribalta la geografia tradizionale dei luoghi. Questo indice si chiama LIFT, quindi Inside, questo grande progetto, all'interno c'è questo indicatore LIFT che è creato con una piattaforma di 48 sottoindicatori dell'Istat. 48 sottoindicatori dell'Istat, e distinguiamo 3 tipi di pienezza: pienezza della vita personale, pienezza della vita relazionale, pienezza della vita professionale. Ecco, quindi noi stiamo... volete fare un ritratto aggiornato della Sicilia attraverso... E abbiamo ribaltato la geografia tradizionale, perché pensi un po', la Lombardia risulta l'ultima regione sotto questo profilo degli indicatori. E tra l'altro io vengo proprio stanotte, sono tornata a Milano, proprio 2 giorni fa ero in Triennale e c'era una grande mossa in Triennale, una parte dedicata proprio anche a un osservatorio della Bocconi che parlava delle grandi inequalities della Lombardia. Quindi noi abbiamo ribaltato, perché abbiamo detto: stiamo vedendo che tanti giovani tornano, sappiamo che ci sono degli elementi che ci consentono di dire che la qualità della vita rispetto ad alcuni indicatori, per esempio, cominciamo da questo: natalità. Questa è una delle pochissime regioni in cui si continua a fare figli, no? In un paese che è povero di bambini. Chiaramente la Sicilia è ancora in testa in questa graduatoria. Sì, è una ricchezza fare figli. Oppure gli altri elementi, chiaramente il clima, oggi lo sappiamo, piuttosto che la presenza di spiagge, ma anche la qualità delle relazioni. Del ritorno, che ci sono dati aggiornati? Sì, appunto, io ovviamente un osservatorio, fino a ieri un giovane mi ha detto: professoressa, gliel'avevo promesso e sono ritornato. Io parlo sempre di mobilità dei cervelli, quindi i cervelli si devono muovere, ma anche non abbiamo mai fatto niente per riattrarli. Ecco, spiegare che adesso sta succedendo questo e che c'è un nuovo indicatore che si chiama pienezza della vita, dove in effetti qua al sud quello che adesso cerchiamo dopo la pandemia, dopo diciamo tutta una serie di bisogni, cambiamento di esigenze anche delle nuove generazioni che vogliono più relazionalità, un miglior rapporto lavoro e vita privata, diciamo che questo indicatore mappa tutti questi elementi. E come può l'opinione pubblica partecipare a questo progetto? Allora, noi oggi lo presentiamo, quindi voglio dirlo, aspetti, vediamo se l'ho segnato dove. Posso dirlo io, lo presentiamo alle 15 presso Isola, perché siamo un gruppo di, diciamo, io faccio la parte scientifica, però appunto ci sono altre aziende, ci sono aziende informatiche perché c'è questa grande piattaforma, ci sono aziende che sono specialiste nel campo dell'innovazione, quindi siamo tutta una filiera. Lo presentiamo alle 15 presso Isola, che appunto è un luogo dove vengono tante cose, tra cui appunto anche Fondazione Marea per il ritorno dei nostri giovani. Comunque abbiamo la certezza, perché lo vediamo giorno dopo giorno, che per cambiare il destino di un territorio bisogna cambiarne la misurazione, e noi stiamo facendo questa grande sfida. Non più
orientarsi su, come dire... Esatto, prima si guardavano solo indicatori di carattere economico, reddituale. Adesso noi mettiamo a confronto per esempio l'indicatore di carattere economico col tasso di affitto o con la spesa per appunto l'acquisto di un immobile. Chiaramente si ribalta tutto, quindi sì gli indicatori economico-finanziari, ma non solo, mettiamo anche, come dicevo, la qualità delle relazioni, la presenza per esempio di ristoranti tutti vicino, sappiamo bene noi poi siciliani amiamo e questo è un indicatore di buon vivere, come si chiama anche presso i latinoamericani, i popoli latinoamericani. Quindi abbiamo bisogno di nuovi indicatori, e qualcuno ha detto in un libro splendido, la misura sbagliata delle nostre vite, e qualcuno ha detto che per cambiare i comportamenti bisogna misurare diversamente le cose. Ecco, noi vogliamo modificare i comportamenti e iniziamo dalla metrica. E la Sicilia è in testa? La Sicilia insieme alla Sicilia e la Calabria, la Sicilia è in testa perché abbiamo dei indicatori molto forti, poi sotto questo profilo Catania, l'area del sud-est, parlo per esempio di opportunità professionali, cioè non è vero che non si trova lavoro, non è vero che non ci sono aziende, cioè bisogna ribaltare questo racconto. Tra l'altro io sono un'appassionata appartenente all'università da tanti anni. Quindi ha un rapporto costante con migliaia di giovani. Sì, con i giovani, e il primo nostro motto è sì, studiare, ma anche poi lavorare in Sicilia, non hai bisogno per forza di andare via. Dovrebbe essere come minimo consulente nella regione Sicilia, visto che ha queste conoscenze così importanti. Comunque è una sfida ed è appunto la voglia di uno storytelling diverso. Ci elenca qualcuno dei 48 sottoindicatori di sì, index? come le dicevo, natalità, per esempio il tema della presenza di agriturismo, il clima, o piuttosto il rapporto per l'abitazione, il costo della locazione, o il rapporto della spesa pro capite rispetto al costo della vita, o piuttosto la presenza per esempio qui in Sicilia molto importante di nuove imprese, ma anche la presenza di imprese sociali, o anche la presenza di imprese collegate all'innovazione. Ripeto, qua siamo veramente un polo d'attrazione europeo, con la presenza di una serie di attori nell'innovazione tecnologica che sono di riferimento. Ecco, tutto questo deve ribaltare anche nella testa dei giovani, ma non solo dei giovani, anche dei meno giovani, il fatto che bisogna per forza andare fuori. Si può andare fuori, bisogna allargare le proprie vedute, eccetera, ma si può anche tornare. Quindi istituzioni anche non solo politiche, ma anche amministrative, culturali. Abbiamo oggi questa grande presentazione, naturalmente ci sarà il nostro magnifico rettore con cui questo sviluppo della ricerca è stato fatto appunto insieme, ma anche chiaramente il sindaco, tutte le istituzioni, poi chiaramente i flussi turistici e quindi la presenza dell'amministratore delegato dell'aeroporto, sono tutti elementi che ci testimoniano un cambiamento di storia. Professoressa, le faccio un'ultima domanda un po' maliziosa. Poco fa l'autore di questo bellissimo libro su Tuccio Musumeci, che si chiama Musumeci anche lui, ha detto Catania geniale, teatrale, irriverente. Dice sì, però non è più così. Ecco, lei che ha il polso, come dire, statistico della situazione, non solo Catania, ma un po' la Sicilia, è vero che è un po' cambiata, nel senso non è più quella terra effervescente, piena di ironia, di simpatia, di attrazione che era una volta? Dunque io non so il suo punto di vista, il mio Qui punto si di riferisce vista a Catania, sì, il mio punto di vista, chiaramente io sto con la parte più bella, cioè sto con i giovani, quindi sto con la parte piena di entusiasmo, di creatività, e insegno start-up, imprenditorialità, quindi io la vedo questa Catania che ancora è molto innovativa, una Catania che non si ferma, una Catania tra l'altro che fa sistema contrariamente a quello che si racconta, quindi è importante secondo me che cambiamo il racconto della Sicilia. Lo dicevo prima, no? Qualche giorno fa c'è stato un momento appunto interessante a Taormina in cui si parlava di come interpretare la sicilitudine, e qualcuno ha detto basta con la storia di Tommasi Lampedusa, bisogna cambiare perché tutto resti com'è. Siamo la terra di Pirandello, siamo tanti, siamo tutti in divenire, quindi guardiamoci questa Sicilia che è tutta in cambiamento. Con questo messaggio saggio con il gioco di parole ci congediamo per oggi. Grazie alla professoressa Elita Schillaci, docente universitaria e responsabile scientifico del progetto Inside, che sarà presentato oggi pomeriggio alle 15 presso Isola.
Invece Buongiorno Sicilia tornerà domani con altri conduttori e adesso noi ci diamo appuntamento alle 13 per il telegiornale di TG Sicilia. Grazie e buona giornata. Buongiorno Sicilia.